Per incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della comì che mi ha seguito è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi, perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare, sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche diciamo serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia anche nel mio settore, ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come miglior istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini!
Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale, accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce. Grazie della vostra presenza, io sono Riccardo Barbisan, sono un consigliere regionale, questa sera ho il grande onore di essere qui, di portarvi anche i saluti dell'intero Consiglio regionale perché questa manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale in questa quarta edizione e siamo anche molto felici come Consiglio di constatare come dei giovani di questa città abbiano deciso di voler contribuire all'approfondimento culturale, alla crescita culturale della loro città, alla crescita economica, che facciano parlare di loro per il loro impegno e non facciano parlare di loro per altre cose. E siamo veramente orgogliosi di patrocinare questa manifestazione arrivata alla quarta edizione che vogliamo accompagnare così anche per il futuro. E oggi parleremo con i nostri ospiti per circa un'oretta di come curare l'informazione. Permettetemi solo prima di ringraziare gli sponsor, coloro che permettono a questa manifestazione di esserci e di offrire questi momenti così importanti. Informatica Service, Banca della Marca, Amati Sempre Associazione ed Ema Pubblicità, a cui va il nostro ringraziamento perché molta parte di quello che vedete è grazie a loro e grazie ai volontari e questi splendidi ragazzi che hanno deciso di impegnare il loro tempo in questo modo. E ho con me due grandi professionisti, due grandi giornalisti, anche noti al grande pubblico. Io ho dovuto riassumere brevemente la loro biografia. Marcello Foa, giornalista, scrittore per oltre 20 anni al giornale, presidente della RAI dal 2018 al 2021, autore tra gli altri del libro Gli stregoni della notizia, oggi ancora editorialista, commentatore politico, saggista, autore e da poco ha intrapreso una nuova iniziativa editoriale della quale magari poi se vorrà ci parlerà. Con noi c'è anche Giorgio Gandola, giornalista, opinionista, inizia alla provincia di Como tanti anni fa come giornalista, nel 1989 passa al Giornale con il grande Indro Montanelli che ha conosciuto, con cui ha lavorato per molto tempo, ma anche Marcello l'ha conosciuto, caporedattore e poi direttore del quotidiano La Provincia, poi direttore del famosissimo Eco di Bergamo e oggi ancora collabora con Panorama e con La Verità. Allora, il tema che andiamo ad affrontare non è molto semplice, perché come curare l'informazione è un tema che, insomma, diciamo, per fortuna abbiamo solo un'ora, se no potremmo andare avanti non so quanto, ma intanto mi siedo perché così, se no sembro di avere manie di protagonismo.
È la prima parola, la prima domanda che mi viene in mente e che vorrei, alla quale voi rispondeste magari con una battuta, con un motto. Qual è lo stato di salute, che diagnosi fareste oggi del giornalismo italiano? Iniziamo in ordine alfabetico. No, inizia Marcello Foa, prego, prego. FG per forza. Innanzitutto grazie, per me è sempre un piacere venire qui a Conegliano, che vedo un po' così da quando era in fasce, e mi sembra di capire che di edizione in edizione diventa sempre più importante, con ospiti sempre più rilevanti, e questo è bellissimo. E tra l'altro con una particolarità: di solito sono i giornalisti che intervistano i politici, e qua invece abbiamo un politico che intervista i giornalisti, per cui però ci sta, vedremo. Poi allora siete i giudici di un esperimento che, se va bene, magari ci invertiamo i mestieri. No, scherzo ovviamente. No, allora purtroppo lo stato del giornalismo non è, segna così un ricovero quasi da cure intense, se vogliamo continuare la metafora con la cura, perché purtroppo assistiamo già da molti anni al declino di una professione, al declino dell'autorevolezza delle grandi testate che un tempo segnavano l'opinione pubblica, all'impoverimento economico, perché oggi chi fa il giornalista non guadagna più come guadagnava un tempo, ma anche e soprattutto culturale, perché oggi purtroppo il giornalismo diventa sempre più una macchina che deve seguire i ritmi incessanti dell'era digitale, ed è sempre meno quella coscienza critica, anche coraggiosa ma intellettualmente onesta, che è indispensabile in democrazia. Dunque è una dolorosa constatazione, perché questo che noi stiamo vivendo è veramente un male per noi tutti. Giorgio Gandola. Ti rubo il microfono. Buonasera a tutti, grazie. Io ho in mente due frasi. La prima è di Dino Buzzati: racconta, non fare il furbo. Lui aveva questa frase scritta in un post-it sulla macchina per scrivere, il genio del giornalismo italiano, uno dei più grandi in assoluto del Novecento, e lui voleva ricordare a se stesso, ogni volta che metteva nel carrello il foglio bianco, questa frase: racconta, non fare il furbo. E cosa vuol dire non fare il furbo? Vuol dire non mettere la tua opinione personale in modo viscerale, non servire ai poteri forti, non essere schiavo di nessuno. Guarda i fatti e descrivili. Il lettore non è sciocco, il lettore sa capire cosa c'è dietro un fatto, e se non riesce a capire lo aiuti, ma lo aiuti raccontando questo fatto. Questa è la prima frase. La seconda frase è: stiamo verificando. 2 settimane fa Sigfrido Ranucci in televisione, pieno scandalo per la grazia a Nicole Minetti, disse che, in un programma TV, disse che anche il ministro Nordio era stato nel ranch di Cipriani in Uruguay con appunto un'alea di mistero e di scandalo sessuale. Il ministro telefonò in diretta e smentì clamorosamente questa notizia, dicendo che lui in Uruguay era stato per una missione internazionale del governo l'anno scorso, e non sapeva chi fosse Cipriani e chi fosse la Minetti. Ranucci disse: va bene, ma noi stiamo verificando. Ecco, lui stava verificando, probabilmente sta verificando ancora adesso, dopo aver dato una notizia che a quel punto non era una notizia, ma era una bufala al 100%. Quindi vedete queste due frasi: Dino Buzzati, racconta, non fare il furbo, e quest'altro, Ranucci, stiamo verificando. La storia del giornalismo italiano è racchiusa in queste due frasi, il declino del giornalismo italiano è racchiuso in queste due frasi. Se posso aggiungere, Ranucci però dopo correttamente ha rettificato e si è scusato, cosa che pochi giornalisti fanno, per cui è bene ricordarlo. Allora, almeno una volta all'anno sulla testa degli italiani piovono le classifiche sulla libertà di stampa a livello mondiale, no? E noi inermi e impotenti leggiamo che siamo come il Togo, il Ghana, a livello di qualche altro stato dove vige la dittatura e non la democrazia, e devo dire, da fruitore, da lettore, da persona che fa politica, insomma, per carità,
certo ci sarà molto da curare, ma mi chiedo, ma siamo veramente a questi livelli oppure c'è qualcosa dietro che noi comuni mortali non riusciamo a capire? Prego. Ma come tu, perché poi tu... Comincio io, sarò brevissimo perché stiamo parlando con l'ex presidente della RAI, per cui mi sembra che sia un argomento in cui lui può essere assolutamente dominus. Beh, io non lo so perché siamo 49esimo posto, secondo la classifica mondiale appunto anche di Reporter Senza Frontiere, però i parametri sono 4, quelli che ci riguardano. Il primo è ingerenza politica, quindi eccessivo controllo e influenza della politica sui vertici e sulle nomine della RAI e dei media finanziati dallo Stato. 2, querele bavaglio, l'uso intimidatorio di querele temerarie da parte dei potenti per diffamazione contro i giornalisti, con conseguente poi effetto di autocensura per i giornali, perché se arriva una querela appunto da 10 milioni di euro, chiaramente il giornalista che mediamente non è in grado di risponderne e difficilmente gli editori in una fase come questa della vita editoriale e del paese sono in grado di metabolizzare una spesa del genere, beh, ci stanno attenti e magari appunto cercano di non andare a creare più problemi di quanti in realtà non sarebbe necessario crearne. Terzo tema, minaccia della criminalità organizzata, che in Italia esiste anche altrove, non solo in Italia, ma da noi è un fattore, quindi la presenza di organizzazioni mafiose e gruppi criminali che intimidiscono i cronisti. Questo è diciamo un'altra causa in quella classifica negativa, e la concentrazione editoriale, la quarta motivazione. Cioè il mercato dei media è dominato da pochi grandi editori e gruppi privati che limita il pluralismo dell'informazione. Quest'ultimo secondo me è abbastanza vecchio, perché con la vendita del gruppo Gedi, diciamo lo spacchettamento del gruppo Gedi, quindi Repubblica all'Armatore Greco, La Stampa e altri giornali ad altri editori, la concentrazione non è più così un fattore clamorosamente negativo, però c'è stata. Sempre Montanelli diceva meglio avere un padrone sicuro definito con un volto che averne 15 sconosciuti. Lui parlava perché il padrone era Berlusconi, il padrone del giornale, e a difesa proprio della libertà del giornale avere un padrone solo. Invece il Corriere in quel periodo, c'è il famoso patto di sindacato di Mediobanca e di proprietari, ne aveva 15 se non 20, e quindi lì sembrava che il Corriere fosse il massimo della libertà editoriale. In realtà sotto banco passava di tutto. Foa, siamo davvero messi così? Io sono molto scettico su queste classifiche, perché a seconda dei parametri che tu adotti puoi far dire o collocare un paese in cima o in fondo alla classifica. Per mia esperienza, io ho fatto per tanti anni l'inviato speciale all'estero, da presidente della RAI ero un membro dell'EBU, che è l'European Board Association Union, scusate, che racchiude le TV pubbliche europee e si estendeva anche a altri paesi asiatici, nordafricani, eccetera. Per cui ho frequentato i consessi in cui le TV e i media si confrontano. Ebbene, i problemi che poi venivano ammessi soprattutto a tavola, cioè nel senso quando tu poi hai un po' di confidenza con il direttore della BBC, di France Television, del CDF, della RDE o del giapponese, della TV pubblica giapponese, a quel punto uscito dal convegno in cui solitamente nei convegni c'è un po' una ribellità formale, in cui tutti un po' ripetono le solite frasi, era che tutti i giornalisti che lavoravano nel servizio pubblico, i vertici, avevano un problema di dialettica, chiamiamola così, col potere politico. E la situazione era, da noi l'Italia è peggio, perché io lo so per esperienza personale ovviamente, voi sapete che la RAI di fatto è nominata dai partiti politici, che nominano 6 consiglieri su 7, all'estero ci sono delle tutele maggiori, però alla fine se tu vuoi rimanere al vertice della TV pubblica difficilmente puoi andare contro il primo ministro o il presidente o il cancelliere. Secondo, bisogna andare oltre queste classifiche per dire chi le finanzia,
con quali finalità? Perché attenzione, dietro a questi organismi internazionali ci sono dei massicci investimenti non dichiarati di parte di gruppi di potere che vogliono spingere una determinata agenda. Allora, negli Stati Uniti, che noi sentiamo citati come modello di giornalismo libero, indipendente, eccetera, scusate, io non vedo molta differenza con l'Italia. E ne avete la controprova. Vi davano la Hillary Clinton, parliamo del 2016, vincitrice alle elezioni, unanimità, e ha vinto Trump. Davano Trump perdente 2 anni fa e ha vinto. Hanno taciuto in maniera clamorosa su Biden, che aveva seri problemi cognitivi, ed era evidente a tutti, ma nessuno osava scriverlo, fino a quando poi non perse clamorosamente il dibattito TV con Trump. Hanno sostenuto ogni forma di guerra e di propaganda voluta in maniera arbitraria e scriteriata dalla Casa Bianca, sia con presidenti democratici sia con presidenti repubblicani. Allora vi dico, scusate, ma se questa è la stampa libera che dovrebbe essere un contropotere, siamo sicuri che la nostra sia così indietro? Il problema è che tutta la stampa occidentale ha perso quella sua funzione critica a cui accennavo nell'intervento precedente, e dunque abbiamo un problema che è generale, non riguarda soltanto l'Italia. Ecco perché io dietro a queste classifiche ci vedo delle intenzioni malevole, poi magari se cambia la maggioranza in Italia, ecco che l'Italia improvvisamente risale nella classifica, perché ora, che vi piaccia o no il governo Meloni, non voglio qui aprire questo dibattito, però dal punto di vista della gestione dell'informazione io non vedo grandi differenze col governo, anzi col governo Draghi c'era unanimità sconcertante. Vi ricorderete le conferenze stampa bulgare, no? In cui i giornalisti dicevano omaggiamo Presidente, meno male che lei è qui perché altrimenti non sappiamo, non se ne vada, resti con noi, cioè, cose che veramente, la pausa preventiva, entrava in sala e, ma non, allora, però a quell'epoca l'informazione in Italia non era un problema, adesso è un problema, e dunque il consiglio che vi do è diffidate, diffidate, diffidate. E allora continueremo a leggerle, perché ce le faranno vedere, ma le leggeremo con queste avvertenze. Ma a proposito di classifica, ogni tanto ne leggiamo delle altre, no? Sulle copie, le copie cartacee vendute dai vari giornali. Allora c'è il 90% dei quotidiani che scendono, ce n'è qualcuno che sale, qualcuno che resta. Ed è un dibattito che c'è ormai da una decina d'anni, che ne sarà della carta stampata. Io mi ricordo che quando mio padre comprava, o non prendetevela, comprava il Corriere della Sera, non so se faceva bene o se faceva male, era grande così, sarà che io ero piccolino, poi hanno iniziato a ridurre i centimetri quadrati delle pagine, poi hanno iniziato a ridurre il numero delle pagine, insomma alla fine costi, anche questo legato ai costi, alla raccolta pubblicitaria eccetera. Credo che una domanda però che ci facevamo 10 anni fa possiamo farcela ancora. Tra 10 anni leggeremo ancora i quotidiani e ci sarà ancora qualcuno che va in edicola a comprarli o che sarà abbonato? E poi su questo crinale la televisione come è messa, la televisione che fa informazione? Prego. Vado io? Sì. Allora, fra 10 anni. Tanto per cominciare, suo papà aveva perfettamente ragione, caro Riccardo, perché il Corriere della Sera era un grande giornale. Il declino della carta stampata è chiaramente anche il declino dei grandi giornali italiani. Però la domanda non era esattamente questa, quindi guardiamo avanti fra 10 anni. La carta stampata sarà sempre più un prodotto di nicchia. Non voglio dire come il vinile perché significa che tornerà come modernariato, no, sicuramente no. La carta stampata resisterà ancora, sarà sempre più di nicchia, ma avrà, come io mi auguro che continuerà ad avere, come ha adesso, la facoltà, la capacità, la forza di dettare l'agenda alla televisione e addirittura
al web e ai social. Quello che viene pubblicato ogni mattina dai grandi giornali italiani, grandi in termini proprio di storia più che di numeri ormai, viene ripreso immediatamente da tutte le televisioni, diventa quasi scaletta dei telegiornali e diventa materiale sul quale poi si commentano queste notizie sui social e vengono riprese senza l'intermediazione dei giornalisti dai social stessi, per poi tornare in una specie di gioco al massacro all'interno dell'edizione del giorno dopo dei giornali. Quindi è una specie di cortocircuito che parte dalla carta stampata e che probabilmente continuerà a partire dalla carta stampata, sempre meno importante, sempre meno potente, sempre meno decisiva in termini di quantità e anche di qualità, ma sempre al centro del dibattito sull'informazione. Sì, oggi la carta stampata, vedete, ci sono sempre meno edicole, qui un tempo uno usciva e ogni 300 metri aveva un'edicola, oggi ce ne sono sempre meno, per cui è inevitabile che i giornali su carta tenderanno a diminuire. Sopravviveranno per l'effetto rassegna stampa. Oggi i giornali hanno ancora un peso importante perché i politici leggono la rassegna stampa ha l'effetto di lente di ingrandimento. Allora, io quando ero presidente della RAI la ricevevo per la RAI, esce un articolo su un giornale che parla di te e ti sembra che sia una cosa gigantesca, poi magari non ti rendi conto che quell'articolo è stato scritto da Il Foglio, ad esempio, che è un quotidiano che ha una tiratura ridicola ma ha molta influenza dentro il palazzo, e per cui l'effetto, oddio, adesso tutta Italia parleranno male di me, cambia la mia reputazione. In realtà poi ti rendevi conto che il 99,9% degli italiani non se n'era accorto per nulla, e poi hanno questo effetto di ridondanza che è ancora importante. Però così non si reggono i giornali col tempo, e dunque oggi è evidente che chi investe nell'editoria lo fa perché vuole avere un ritorno di immagine e di influenza sul potere politico, e questo spiega perché anche i giornali siano sempre più partigiani, sempre più schierati, oppure sempre più fintamente neutrali, e che va un po' a erodere, come dicevamo prima, quella che deve essere la funzione critica. Sa che Giorgio ed io siamo entrati nell'89, lo stesso anno, siamo cresciuti sotto l'ala protettiva di Montanelli, questo sentimento di essere moderati ma intellettualmente coraggiosi ci è entrato nel sangue, e invece oggi vediamo tantissima strumentalizzazione, costante strumentalizzazione, e la televisione sta conoscendo lo stesso tipo di declino che ha conosciuto i giornali, e questa affermazione forse vi sorprenderà, però io, sia da studioso sia da presidente della RAI, avevo già notato ai tempi della mia presidenza dal 2018-2021 nonostante, a parte il periodo del Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, allora gli ascolti andarono alle stelle perché chiaramente si guardava tutti la televisione, però finita l'emergenza il trend ribassista è continuato e continua oggi. Vi faccio un esempio. Quando c'era la famosa trasmissione Portobello di Tortora, veniva vista, cos'era, il martedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio, sera, non mi ricordo più che giorno fosse, da 25 milioni di italiani, e all'epoca eravamo cinquantina di milioni, cioè il 50% della popolazione italiana guardava una trasmissione. E la sera gli italiani, quel famoso slogan che fece Berlusconi, corri a casa in fretta, c'è un amico che ti aspetta, la televisione dominava, la guardavano tutti, la guardavano i bambini, la guardavano gli adolescenti, la guardavano gli adulti, la guardavano gli anziani. Oggi la televisione è vista costantemente solo dagli over 70, occasionalmente tra i 50 e i 70, e ormai in modo molto marginale dai ragazzi e dai giovani. Io quando faccio i corsi all'università chiedo sempre: voi guardate la televisione? La risposta è sconsolante. Questo cosa significa? Che il cellulare e internet ha cambiato le nostre fruizioni mediatiche di intrattenimento, e dunque la televisione, come televisione lineare che accompagna le giornate, che influenza l'opinione pubblica, si sta progressivamente asciugando. E oggi credo che in prima serata l'ascolto medio sia di 16 milioni, sono tanti, però se sono 60 milioni di abitanti significa che sono meno di un terzo.
Per cui alla fine si asciuga. Infatti alcune trasmissioni, guardate quando vedete gli ascolti, share dell'80, 50, 60, anche Sanremo, l'ultimo Sanremo ha fatto 11 milioni, 12 milioni di telespettatori, tanti, però se tu pensi su Sanremo 20 anni fa mobilitava 30 milioni di italiani, 40 milioni di italiani, cioè lo guardavano tutti. Oggi in diretta lo guardano sempre meno. C'è l'effetto anche qui di ridondanza, perché prendi i 2 minuti magari della lite, oppure il cantante che ha fatto discutere, eccetera, però la fruizione tradizionale della televisione continua a diminuire. E quando i pubblicitari si accorgeranno che fare pubblicità in televisione significa parlare a un pubblico anziano che ha abitudini di consumo e non è più propenso all'innovazione, perché come è normale che sia, ecco che anche la televisione, che oggi ancora si fanno degli utili in televisione, probabilmente rischierà di perdere ulteriormente. La grande sfida per i grandi media è abbracciare la digitalizzazione, abbracciare un nuovo modo di fare giornalismo, essere consapevoli che la concorrenza dei grandi giganti americani del web, i famosi big tech, è enorme, e il servizio pubblico in particolare, che ovviamente conosco molto bene, avrebbe un grande ruolo, ma sta perdendo anche questa occasione. Dunque anche il futuro della televisione non è roseo. Prego. Come? No, c'è. No, va benissimo questo, sì. No, mi ero dimenticato per strada una cosa che secondo me è interessante trasferire alla vostra sensibilità. Per il filosofo Hegel la carta stampata era la preghiera laica del mattino, l'informazione poi in realtà era la preghiera laica del mattino. Cosa ha perso l'informazione quotidiana? Cioè proprio cosa abbiamo perso noi come cittadini con il declino della carta stampata? Abbiamo perso, diciamo, 2 pilastri. Il primo è la qualità nel peso specifico delle notizie, lo stiamo verificando, cioè, quella qualità si è anacquata, perché mi ricordo, noi avevamo, quando c'era solo la carta stampata, quindi il quotidiano edizione del giorno X e il quotidiano edizione del giorno dopo, quindi 24 ore di tempo. Ok, noi avevamo 24 ore di tempo per fare 7 operazioni in redazione: trovare una notizia, verificarla, scriverla, correggerla, elaborarla con eventualmente interviste, approfondimenti e quant'altro, titolarla e impaginarla. Cioè, l'ottava operazione era schiacciare il pulsante della rotativa e far uscire il giornale. 7 operazioni in 24 ore. Ora quelle 7 operazioni in teoria dovrebbero essere fatte sul web in un quarto d'ora. Voi credete che sia possibile? Voi credete che sia possibile farle tutte o qualcuna viene tralasciata, e farle bene? No, non è possibile. Assolutamente, è inutile nemmeno provare, perché tra 24 ore e un quarto d'ora non c'è nessuna partita possibile. La seconda sconfitta è nella qualità della scrittura. Il giornale era un piacere, per quello diceva il papà, il Corriere della Sera allora, ma anche il giornale ovviamente, ma anche la Repubblica, c'erano delle firme clamorose, era bello leggerle non solo per le notizie che ci davano, ma per come ci davano queste notizie, una scrittura pazzesca, bravissimi, meravigliosi. Mi ricordo l'ultima intervista che feci a Indro Montanelli e gli chiesi proprio, lui me lo passò la Iside Frigerio, che mi disse: ma sì, te lo passo il diretto, non parlava più con nessuno quasi, non aveva, e dice: ma se te lo passo così lo saluti, poco prima che morisse. E io gli feci, fra le altre domande, queste, dico: ma direttore, ma l'inviato, ma ha ancora un senso l'inviato? Lui disse: no, l'inviato è morto, non ha più senso l'inviato, perché la televisione ci ha superati, arriva prima, perché internet, lui ovviamente capiva cosa stava arrivando, sarà uno tsunami per la velocità della notizia che ci arriva addosso, H24, e però poi fece una pausa e disse: ma quando Ettore Mo parte per il fronte, io parto con lui. Eccolo, il grande inviato, che comunque era in grado di emozionare, che comunque era in grado di trovare le parole giuste per descrivere un grande fatto. Ecco, questo noi l'abbiamo perso.
Purtroppo l'abbiamo Scusate, perso. aggiungo una cosa, detto da un collega che scrive divinamente, ovvero Giorgio Gandola, per cui... Applauso. Avevo il problema della cena, stasera l'ho risolto, grazie. Ma allora prima Foa parlava di giornali, anticipo una domanda perché Foa diceva giornali sempre più schierati, no? Allora una domanda che mi ero fatto io, no, tanto perché pare che delle volte andiamo a comprarci un quotidiano, e lo dico da me stesso, no? Pare che andiamo a comprarci qualcosa per sentirci dire quello che vogliamo, per essere rassicurati nelle nostre poche o tante certezze, no? Vado a comprarmi il Tempo, vado a comprarmi il Giornale, oppure vado a comprarmi Repubblica, il Domani, quello che è, insomma ognuno ha le sue, e delle volte andiamo. Ma allora la domanda che volevo farvi è questa: che differenza c'è tra una linea editoriale chiara, seppur schierata, ma chiara, limpida però, cristallina, decisa, e una linea editoriale meramente faziosa? Prego. È che la linea meramente faziosa sfocia nella propaganda. E la propaganda purtroppo è inaccettabile. Cioè, ancora una volta, il giornale di Montanelli aveva una linea chiara, era un giornale liberale, moderato, intellettualmente coraggioso, di cui aveva tanti lettori affezionati, però non faceva propaganda, cioè il potere politico lo trattava, sì, ovviamente un po' più compiacente rispetto a una parte rispetto all'altra, però non avevi mai la sensazione che fosse un giornale di partito. Oggi, a parte 2 quotidiani che secondo me restano indipendenti, che sono La Verità, su cui scrive Giorgio Gandola, e Il Fatto Quotidiano, che sono infatti posseduti dai giornalisti, il resto è una sorta di azione politica dei quotidiani, in cui tutto viene interpretato in maniera molto faziosa, strumentale e volta sempre con lo sguardo rivolto verso il palazzo e non più verso il lettore. E i giornalisti hanno purtroppo rinunciato, ma questo perché sono gli editori che poi ti portano a questo. Se l'editore, intendiamo, se l'editore ti dice io investo questi soldi e tu devi, c'è stato un caso recentemente che il direttore del Messaggero è durato un mese, perché evidentemente Caltagirone gli ha dato certe indicazioni, lui ha voluto fare qualcosa di testa sua, deve aver pestato qualche callo un po' sensibile e il direttore è saltato, che è perfettamente nel diritto dell'editore, è l'editore che decide quella linea. Però la differenza rispetto al giornale di area che c'è sempre esistito è che il giornale di area è un giornale di area che si mantiene il suo metro di giudizio. Il giornale invece che è schierato diventa un organo praticamente di partito o di contesto politico. E poi ci sono i giornali che sembrano neutrali e che a volte la loro neutralità diventa o omertosa o fintamente neutrale. E ancora una volta io vi invito a pensare, ma il Corriere della Sera che tu leggevi da bambino, ma che anch'io leggevo, a casa mi sono fatto il giornalista che mio padre comprava il Corriere della Sera e il giornale, e io da bambino poi leggevo Montanelli, da lì che è nata la passione per il giornalismo. Il Corriere della Sera c'aveva fior di editorialisti, che tu leggevi quegli editoriali e dicevi chapeau, no? Poi se anche lo leggevano, perché anche quando si leggevano i giornali, io in metropolitana a Milano quando andavo al giornale mi divertivo a guardare come la gente leggeva il giornale. Gli uomini era questo, prendevano la prima pagina, un'occhiata veloce, poi in fondo alla pagina sportiva e poi magari ricominciavano oppure lo leggevano alla rovescia. I giornali locali, idem, occhiata prima pagina, la cronaca locale, lo sport locale, le donne, occhiata prima pagina, poi la pagina culturale, la pagina degli spettacoli, eccetera. Questo era lo schema classico, no? E vabbè, ci stava. Allora, ma l'articolo di fondo, che magari era letto solo dal 10% o 20% dei lettori, ma che non fosse il fondo di Indro Montanelli, aveva un peso anche intellettuale, di sostanza, di cultura, di approfondimento. Erano tutte anche poter ospitare un grande letterato o un professore universitario importante era un punto di onore per il giornale, e alcuni di questi articoli di fondo hanno segnato la storia d'Italia,
perché erano capaci di provocare anche dei terremoti morali. Oggi vi invito, qual è l'ultima volta che avete sentito che un caso alto politico o culturale è nato da un articolo, ad esempio del Corriere della Sera? Io a memoria non lo ricordo. Allora, e questo è un altro problema, la grande stampa autorevole a volte perde un po' il coraggio di fare un giornalismo che a un certo punto deve pesare, perché attenzione, i giornali che titolano in maniera esagerata ogni giorno, che ormai è diventata un'abitudine, alla fine se tu urli, il giorno in cui tu devi davvero urlare perché c'è qualcosa di grosso, il pubblico si è ormai anestetizzato, non capisce più se è la sparata del giorno o se è la notizia importante. Il giornale che non spara, il giorno in cui spara, allora uno dice, caspita, ecco, questo purtroppo in Italia, ma anche all'estero, e vi dico che è uno strazio leggere gli altri giornali mitizzati, non accade più. E poi ci sono le campagne internazionali di diffamazione, oppure ancora di più per creare un pensiero unico, per cui di certi argomenti non si può parlare se non per ribadire un certo tipo di posizione. E questo faccio un esempio, prima si è parlato avete sentito chi era qui, tra Russia, Ucraina, eccetera, ma c'è un fatto molto semplice. Oriana Fallaci è diventata famosa anche perché un giorno andò da Khomeini e gli fece questa famosa intervista che poi fece il giro del mondo. Se Giorgio avesse avuto la possibilità di intervistare un grande, io stesso, politico che ha fatto la storia dall'altra parte del muro, noi tutti avremmo fatto i salti mortali. Ma oggi se qualcuno di noi andasse a intervistare Putin, ci crocifiggono, proprio, cioè, o ci bruciano o ci impalano, cioè, fanno scegli quale dei tre, come vuoi morire professionalmente. È così, che è la contraddizione. Cioè, quando c'era la guerra con l'Iraq, io avrei fatto le carte false per intervistare Saddam Hussein. E credo che avrebbe avuto all'epoca ancora una certa risonanza. Oggi andare a intervistare Mohammad Khamenei sarebbe ancora eresia. È questo che è cambiato, cioè il giornalismo di oggi ha le linee rosse in cui noi pretendiamo di essere democratici e liberi, ma lo siamo in realtà sempre meno, perché se tocchi certe linee rosse sei automaticamente un agente del nemico, un putiniano, eccetera, eccetera, eccetera. E screditare i giornalisti perché esercitano il loro diritto di critica, il loro diritto di dissentire dalla linea ufficiale e la volontà di andare a intervistare chi la pensa in maniera diversa, senza timore di fare propaganda, ma di capire, magari di sfidare anche l'opinione. Bene, questo era uno dei punti di forza delle democrazie occidentali dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, fino all'11 settembre. Dall'11 settembre in avanti noi siamo diventati delle democrazie e un giornalismo è diventato sempre più sclerotizzato, sempre più rigido, sempre meno autorevole, sempre meno libero. Grazie. Come ci risponde Giorgio Gandola, che collabora con La Verità e con l'altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, che tra le altre cose sono tra i due quotidiani che ancora in termini di copie sono tra i pochi a restare nella linea, si aggrappano ma non crollano dal punto di vista del numero di copie. Beh, i giornali hanno sempre avuto i supporter, cioè è sempre esistita l'affinità intellettuale, è sempre esistita la consonanza politica con la vicinanza o con un giornalista o con il direttore. Il Fatto Quotidiano e La Verità sono distanti anni luce come posizionamento, ma sono vicinissime come onestà intellettuale, e proprio come sottolineava Marcello, perché i proprietari sono i direttori. Cioè Belpietro è proprietario della testata La Verità, e Marco Travaglio, che peraltro era un montanegliano di ferro, pure lui aveva cominciato con noi al giornale, è proprietario della quota di maggioranza del Fatto Quotidiano. Quindi si può dire tutto, anche dal punto di vista appunto dell'interesse politico nello stare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non si può certo dire che non siano due giornali onesti
e quindi quando ci si avvicina a questi giornali si sa che la fonte principale della notizia è proprio il rispettare le regole del giornalismo, cosa che invece non avviene per giornali che hanno magari una allure, no? Nettamente superiore, per tradizione, per storia, per quant'altro, ma che stanno dentro quel lungo fiume navigabile del pensiero unico e non rischiano nulla, sono serenamente dentro il mainstream dell'informazione, e questo spesso sconfina nella propaganda. Il discorso dell'affinità intellettuale e della consonanza politica è nelle cose a tal punto che sui social esiste, perché l'algoritmo crea queste echo chamber in cui ciascuno di noi si ritrova a parlare con persone che la pensano come lui, per cui, e tra l'altro con una differenza rispetto ai giornali, senza il giornalista in mezzo. Cioè con la disintermediazione totale, sono i lettori o comunque i cittadini che parlano fra loro e che si formano delle opinioni, spesso stanno dentro questa camera di compensazione per cui l'opinione è sempre la stessa declinata in 1000 modi, senza il giornalista che aiuti in qualche modo a creare una scaletta delle notizie, a dare un minimo di importanza a quello che viene pubblicato, perché il giornalista è stato letteralmente espulso dai social, se non come protagonista della sua posizione. Ecco, e poi un'altra cosa, scoprire, vero Marcello, l'abbiamo scoperto, che l'Unione Europea finanzia un gruppo di giornali, è ufficiale ed è riconosciuto e poi i bilanci sono pubblici, finanzia un certo numero di giornali, fa sorgere il dubbio che questi giornali non siano proprio sereni ed equilibrati, anche se si pensa che lo siano, quando devono giudicare l'operato dell'Unione Europea o di quelli che Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, definiva gli gnomi di Zurigo, in realtà sono gli gnomi di Bruxelles, insomma. Grazie. È proprio vero. Capita anche a me di aprire la mia pagina Facebook o Instagram e trovare tutta gente che la pensa esattamente come me. Dopodiché poi scopro che mi basta entrare in casa a parlare con mia moglie per capire che non è vero. E quindi ritornare nella vera realtà, quella quotidiana. Prima Foa parlava di Saddam Hussein, parlava della guerra del Golfo, lui ha dedicato un capitolo al tema sulla detenzione o meno delle armi di distruzione di massa di cui sarebbe appunto stato detentore il regime iracheno e poi per scatenare quella che fu la seconda guerra del Golfo, non la prima, la seconda guerra del Golfo. Una fake news ante litteram diremmo, no? Perché oggi diciamo fake news, Trump ci ha anche abituato a questa terminologia, all'epoca forse non so come si dicesse, ma comunque una balla colossale che ha sconvolto un pianeta, diciamo così. Lei ha dedicato nel suo libro Gli stregoni un capitolo, la domanda è, intanto se ci vuole riassumere un attimo perché sono passati decenni ormai, ma in anni più recenti qualcosa del genere ce l'hanno fatto bere ancora oppure no? In continuazione. Allora infatti io quando queste polemiche che dicono su social ci sono le fake news, sì è vero ci sono le fake news, ma quando le fake news, quelle grosse, emanano da un'istituzione, da un governo, lì c'è da preoccuparsi. Allora io questo tema lo studio, ne ho scritto per la prima volta 20 anni fa, pensate, il primo libro, I stregoni della notizia, poi ne fece un altro, I stregoni della notizia, atto secondo, nel 2018, e da allora la situazione non è migliorata, anzi purtroppo l'informazione viene usata come veicolo spesso prioritario per sostenere certe politiche o giustificare certe azioni, e dunque si costruiscono ad arte o talvolta delle notizie. Pensate che la cosa più clamorosa per ora insuperata è quando parliamo dell'89, alcuni di voi, quelli con i capelli bianchi, se lo ricorderanno, c'era ancora Ceausescu in Romania, ci dissero che c'era stata una strage a Timișoara e i giornali parlarono di 20.000 morti, cioè 20.000 morti, e noi vedemmo anche le foto dei cadaveri per strada.
Dunque ci sono stati davvero 20.000 morti. Ebbene, volete sapere, se lo scoprì poi il libero fece un'inchiesta, all'epoca Liberazione era ancora un giornale di un certo livello, fece un'inchiesta e volete sapere quanti morti ci furono a Timisoara? 0. Fu un'operazione di intelligence e le foto dei morti, come furono scattate, presero i cadaveri dall'obitorio dove venivano messi i cadaveri non reclamati, di gente senza tetto, senza famiglia, eccetera, li portarono in mezzo alla strada, scattarono 3 foto, tutta roba da servizi segreti. Oggi si sa che dietro c'erano i servizi segreti occidentali, e poi fecero partire questo cancan che effettivamente indebolì tantissimo il governo di Ceausescu. Dopo qualche tempo ci fu un'altra rivolta a Timisoara con dei morti, ma quella lì fu 0 morti. Nel caso della guerra in Iraq è stato tutto una manipolazione ordita scientemente, perché c'erano tutti i report anche dell'intelligence che diceva non ci sono armi di distruzione di massa in Iraq, Saddam Hussein le armi batteriologiche e chimiche non le ha più, ma ci hanno fatto credere con una campagna martellante via il famoso New York Times, via attraverso la famosa Washington Post, attraverso la CNN, attraverso un coro assordante, al punto che l'isteria era tale in quegli anni che chi si opponeva alla guerra in Iraq, onore al merito a Schröder e Chirac, tanto per ricordare, veniva subito additato come un nemico degli Stati Uniti, al punto che l'isteria era tale che negli Stati Uniti ribattezzarono le patatine fritte French fries in Liberty fries, perché non volevo più chiamare la parola French perché si osava opporsi a... Ma la cosa grave è che i giornali, anziché smascherare quell'operazione, la enfatizzarono e la avallarono. E queste cose continuano a getto continuo. Faccio fare qualche esempio recente, il primo che viene in mente. Vi ricorderete i titoli di 3-4 mesi fa, 4-5 mesi fa, l'aereo della von der Leyen piratato dai servizi russi, fuori uso il GPS, l'aereo della von der Leyen costretta ad atterrare, i piloti costretti a guardare le cartine. No, immaginate la scena, no? Cioè, questi piloti che prendono le cartine e dicono dove siamo? Cioè, la cosa lo lancia il Financial Times, che si beve una bufala colossale di uno spin doctor della Commissione europea, e siccome il Financial Times sono i meccanismi che spiego nei miei libri, viene ripreso subito da tutti i media, e dunque diventa la notizia, i russi, Putin ha cercato di dirottare l'aereo della von der Leyen. Poi c'è un sito che monitora tutti i voli istantaneamente e fa uscire una nota dicendo non è stato segnalato nessun problema con l'aereo della von der Leyen, l'unica cosa era un ritardo di 5 minuti, vabbè 5 minuti può anche stare. Magari per noi, ecco. Forse gli italiani sarebbero contenti. E poi il giorno dopo anche atterrava a Sofia in Bulgaria, il governo bulgaro diceva guardate che non è stata segnalato nulla alla torre di controllo di Sofia che l'aereo era un'anomalia. Cosa ha fatto il Financial Times? Il giorno dopo non ha più pubblicato un articolo di cronaca, ha pubblicato un editoriale in cui diceva luci e ombre eccetera, e nessun altro giornale ha rettificato. Questa è una tipica operazione di disinformazione per gettare discredito ai russi. Poi non è che i russi siano delle mammolette. Pensate che c'è una realtà di cui pochi sono consapevoli, che io cito spesso. Uno studio dell'Oxford Internet Institute di 3 anni fa ha dimostrato che oggi la disinformazione applicata da 80 paesi nel mondo, sono 80 governi nel mondo che infestano i social media col loro operato. Ha assunto proporzioni su scala industriale, e questo solo sulle fonti aperte. Aggiungete quel che fanno i servizi segreti, che per loro natura sono segreti, perché se no non sarebbero tali, e vi renderete conto di come in realtà oggi noi siamo ampiamente inquinati
in tutto quel che noi vediamo. Attraverso operazioni come quella, ce ne sono tantissime, che Saddam Hussein, Timisoara, l'aereo da von der Leyen, eccetera, 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 ma anche attraverso le cosiddette fake news sui social media, perché è facilissimo poter far passare, con l'intelligenza artificiale poi è ancora più facile. E dunque purtroppo oggi noi viviamo in un ecosistema mediatico dove la possibilità di influenzare l'opinione pubblica e manipolare l'opinione pubblica è molto più accentuata rispetto al passato, e dove i giornalisti, questa è la mia critica che rivolgo da tanto tempo alla mia categoria, e io adesso non insegno più i corsi di giornalismo, ma quando insegnavo lì ero l'unico docente che insegnava le tecniche di disinformazione. Perché le insegnavo? Perché dicevo, se tu giornalista conosci queste tecniche, tu puoi intercettarle e disinnescarle in tempo reale, o perlomeno farti sorgere un dubbio che altrimenti non ti sorgerebbe. E invece questo ero l'unico a farlo, poi dopo un po' non mi hanno più chiamato, adesso insegno a livello di master in comunicazione, ma finché i giornalisti non assumeranno nel loro DNA la capacità di capire come gli specialisti scorretti della comunicazione usano la stampa per far passare i loro messaggi, facendo apparire come credibili e veritiere notizie che sono false, decontestualizzate o parzialmente vere, ecco che la stampa e non solo i social media continuerà a essere facilmente il veicolo di informazioni false. Sulla guerra Russia-Ucraina ne avete viste di ogni colore, cioè i microchip tolti dalle lavatrici, i numeri dei morti, c'è proprio un fuorilegio di informazioni false incredibile. Ecco perché è davvero importante sensibilizzare l'opinione pubblica, e il mio forte auspicio sempre è quello di sviluppare questi anticorpi, perché altrimenti il giornalismo perderà ulteriormente credibilità. No, mentre parlava Marcello mi sono ricordato di un aneddoto che l'ha visto protagonista di questa volontà di mettere comunque il valore della notizia e il controllo sulla notizia davanti a tutto. Lui era caporedattore degli esteri al giornale e io ero inviato, quindi praticamente lui mi telefonava e mi diceva vai di qui, vai di là, quindi mia moglie lo amava perché già allora perché stavo fuori 250 giorni all'anno. A un certo punto nel 1998 arriva in Italia, sbarcato da Mosca per intervento di un deputato di Rifondazione Comunista, Ramon Mantovani, forse te lo ricordi, e Apo Çalan. Apo Çalan era turco di etnia curda, allora era uno degli uomini più divisivi d'Europa, per il regime turco era un terrorista terrificante, aveva ucciso parecchie persone, e per i dissidenti e i ribelli era invece un eroe in odore di martirio. Per cui il governo, allora c'era il governo D'Alema, fu in grandissimo imbarazzo. Ankara chiese l'estradizione di Öcalan, D'Alema la rifiutò, il governo di sinistra non poteva permettersi una scena del genere, e la Turchia chiese immediatamente, appunto dopo l'estradizione, chiese all'ambasciatore di tornare in Turchia, cioè ritirò l'ambasciatore da Roma, quindi crisi diplomatica ufficiale tra Italia e Turchia. I giornali cominciarono a scrivere questa cosa, quali erano le conseguenze più dirette di una vicenda del genere: il boicottaggio dei prodotti italiani nei supermercati turchi, minacce agli italiani in Turchia per lavoro. Ogni sera i telegiornali dalla Rai a Mediaset mostravano manifestazioni anti-italiane nell'immensa piazza Taksim di Istanbul, con gruppi di facinorosi che bruciavano la bandiera italiana. Marcello mi disse vai a verificare, allora andavamo a verificare. Ecco la differenza. Oggi il giornalismo vincente, che è quello del web, è un giornalismo da scrivania, è difficile riuscire ad andare a verificare, anche per una questione di costi dei viaggi e dei costi di un inviato sul campo. Allora mi disse vai immediatamente a verificare, vediamo raccontiamo quello che sta accadendo, e io andai, presi l'aereo, arrivai a Istanbul, andai
in centro in taxi e arrivai in albergo, avevo sete. E prima di prendere possesso della camera andai al bar dell'albergo e chiesi un'acqua minerale e il cameriere mi propose una San Pellegrino. E io dice, ma scusi, ma non c'è il boicottaggio dei prodotti italiani in Turchia? Dice, no, non lo sapevo. Dice, se vuole c'è la San Pellegrino. E cominciai a preoccuparmi, a pormi qualche domanda. Andai in piazza Taksim, vidi serenamente mamme con i passeggini che portavano i bimbi a fare la passeggiata, in un angolo c'erano dei nonni che discutevano animatamente, ho detto beh lì c'è qualcosa, in realtà stavano discutendo di calcio tra Galatasaray e Fenerbahce, c'era appena stato il derby, per cui chi aveva vinto, chi aveva perso, c'era o non c'era il rigore. Verso le 8 di sera arrivarono dei facinorosi, arrivarono una decina di persone che davanti alle telecamere di Rai e Mediaset, e questo lo so che sto dicendo una cosa cattiva ma è la verità, accesero con un accendino il lembo di una bandiera italiana, e mentre i due operatori riprendevano bruciava la bandiera, ma in Turchia non era successo assolutamente niente, di anti-italiano non c'era niente. Io andai in albergo, scrissi l'articolo e Marcello me lo pubblicò. Devo dire che al telefono anche lui era un po' preoccupato, perché mentre i giornali italiani continuavano a scrivere di questo showdown pazzesco fra Italia e Turchia, c'era un matto che stava dicendo che non era successo, però quel matto aveva ragione. Ma se vuoi c'è un altro episodio, vi ricorderete l'abbattimento della statua di Saddam Hussein? Ci dissero tutti, la rivolta di piazza, gli iracheni che finalmente... E lì fu Luciano che anche Luciano Gulli. Praticamente, siccome non succedeva niente a Baghdad quando entrarono gli americani, fecero una messa in scena di fronte all'hotel dove stavano, l'hotel Palestine se non ricordo male, dove stavano i giornalisti italiani, tra cui all'epoca c'era anche Lilli Gruber. A un certo punto sentono un po' di rumore, c'erano 200 manifestanti, allora scendono e filmano queste immagini epiche. Peccato che la statua di Saddam Hussein stava su un piedestallo alto, solo il piedestallo alto come questa statua, e sopra, perché è una roba gigantesca, cioè neanche se fossero stati 5.000 manifestanti uno sopra l'altro sarebbero riusciti a... Infatti fu la gru ad arrivare, americana, che misero un ferro, una benda intorno e la tirarono giù, infatti queste immagini eccetera. E noi vedemmo in televisione le immagini di questa folla che esultava, che urlavano, eccetera. Poi io vidi, faccio vedere durante i miei corsi, la fotografia dall'alto, e dall'alto tu vedevi una piazza vuota con pochissime persone, forse più o meno le persone che siete voi qui, forse qualcuno di più, e intorno alla piazza c'erano dei blindati che bloccavano e delle persone che andavano lì con i passeggini, cioè non c'era tutto fuorché un clima di... Io ho visto delle rivolte di piazza, cioè da scherzare, insomma, no? E il nostro inviato Luciano Gulli era lì e infatti lui mi diceva, guarda che qui è stranissima questa cosa. Allora lui dice, io gli dissi, guarda, scrivi quel che tu vedi, e lui scrisse un pezzo dicendo sì, c'è stato questo episodio, però la folla non si vede, sono 4 gatti, ho dovuto intervenire, fece un articolo molto scettico. Che cosa accade significativo? Non è la prima volta che è capitato nella mia storia, che il giornalista scriveva quel che vedeva, però il giornale all'epoca in prima pagina titolò come gli altri quotidiani, perché poi scattava sempre nel meccanismo l'effetto TG. Infatti l'incubo, anche Giorgio è stato anche capo dello sport, lo sa benissimo, poi è stato direttore anche di testate a Como e a Bergamo, ma nelle testate locali c'è meno forte. Nelle testate nazionali c'era questo incubo del TG1 e del TG5, perché se loro avevano una notizia che magari avevano dato perché avevano delle belle immagini che noi non avevamo, bisognava trovare il modo di recuperare. È una cosa che io non ho mai sopportato, perché secondo me il giornalismo autorevole, io decido quali sono i temi importanti e poi tengo la barra dritta. E invece c'era questo, noi non possiamo non avere quel che tutti domani avranno, con il risultato che l'informazione ancora oggi è fondamentalmente omologata, perché se voi guardate le prime pagine dei grandi quotidiani o le scalette dei TG sono sempre gli stessi titoli. Invece il giornale autorevole è quello che fa la sua interpretazione della giornata. Ebbene, ci fu questa dicotomia per cui
il titolo diceva una cosa e l'articolo era molto più dubbioso. Dentro noi titolammo in maniera corretta, però l'importante è che in prima pagina ci fosse quello. E questa era l'epoca in cui c'erano ancora gli inviati speciali. Oggi, come ricordava Giorgio prima, è stato anche ricordato nel panel precedente, l'inviato speciale un giornale non lo manda più perché non ha più i fondi per mandarlo. E per cui se non è più l'inviato speciale, ecco che berti delle verità preconfezionate dagli spin doctor che poi possono manipolare è ancora più facile, purtroppo. Torniamo a Giorgio Gandola. Prima parlavamo, anzi abbiamo sentito, no, i giornali finanziati dalla Commissione europea, ve ne sono alcuni sì e alcuni no, ma noi viviamo in Italia dove esiste la figura del potentissimo sottosegretario all'editoria, che è uno dei ruoli più ambiti in assoluto nel panorama tra i politici italiani, no? Gestisce decine di milioni di euro all'anno ad ogni quinquennio. Oggi è Alberto Barachini, che moltissimi di noi non conoscono, però diciamo è lui, oggi tocca a lui fare questa divisione di pani e di pesci. Allora, quanto bene fa, quanto bene o male fa la contribuzione pubblica a quotidiani e organi di informazione? Beh, diciamo che fa male dal punto di vista della libertà, fa bene dal punto di vista del conto economico, perché molti giornali non starebbero nemmeno in piedi senza le sovvenzioni statali. Ora però bisogna distinguere, ci sono sovvenzioni statali per giornali che fanno parte o di cooperative o di associazioni, non so, anche associazioni, per esempio l'associazione monarchica, piuttosto che ancora partiti politici in chiaro. Allora quelli sono giornali tenuti in piedi dallo Stato e secondo me quello è un errore anche abbastanza grave, perché i giornali dovrebbero essere le testate tenute in piedi non dallo Stato ma dai lettori, ma dal consenso, ma dalla bravura dei giornalisti, ma dalla capacità di scoprire una notizia in più, di pubblicare un'inchiesta più approfondita. Quello significa andare in edicola, ormai purtroppo le edicole stanno scomparendo, ma con una metafora, andare in edicola per fare la gara quotidiana a chi è più bravo. Se ci sono giornali che vengono sovvenzionati, questa gara non è più onesta, è drogata, non va bene. Ecco, questo dal punto di vista generale. Poi c'è anche da dire che invece come oggetto di cultura quotidiana per diffondere anche così comunque un'attenzione nei confronti dei territori, nei confronti del mondo italiano, dell'identità, delle tradizioni, è anche giusto che i giornali abbiano in ogni caso uno sconto che mi sembra sia del 4% sull'IVA e sia anche abbiano delle agevolazioni nella spedizione degli abbonamenti per posta. Ecco, diciamo queste delicatezze secondo me sono giuste perché riguardano anche moltissimi altri prodotti e la merceologia in generale. Certo, la sovvenzione di giornali di partito, di giornali che sono mascherati dietro la sigla di associazioni culturali, quello no, quello è un limite, è una palla al piede per tutto il sistema. Grazie. Allora, non ne ha parlato, allora gli faccio io la domanda, è stato un signore, non ha voluto autocitarsi. La sua ultima avventura editoriale, non so se sia giusto chiamarla così, libertymedia.com, da cosa nasce, a cosa ci può essere utile e come ce la può descrivere? No, grazie perché mi alza la palla e allora schiaccio. No, ma nasce dal fatto che, come forse alcuni di voi sanno, io sono in realtà una delle poche vittime davvero di Telemeloni, come viene chiamata, nel senso che avevo questo programma su Rai Radio 1, Giù la maschera, che andava molto bene. E fatto sta per 2 anni, tra l'altro Giorgio era uno dei collaboratori, assieme fissi, come si alternavano al mio fianco, Giorgio Gandola, Peter Gomez, Alessandra Ghisleri, all'inizio anche Luca Ricolfi.
un programma totalmente antitetico rispetto, molto equilibrato, autenticamente libero, benché molto equilibrato, perché non facevamo propaganda e forse questo è il problema. Fatto sta che l'estate scorsa col cambio di direttore di Rai Radio 1 mi hanno lasciato letteralmente cadere, nel senso che non mi hanno dato neanche una spiegazione del fatto che il programma non veniva confermato, che è uno sgarbo piuttosto grave nei confronti di un ex presidente. Allora ho scontato, poi ci siamo confrontati più volte con Giorgio e Peter e Alessandra, ma abbiamo scontato l'indipendenza. No? E allora io cosa ho fatto dopo questo episodio? Io non mi sono piegato alle logiche romane, qui sarei dovuto andare a piangere, chiedere favori, però avrei perso la mia indipendenza.